Aggredito e ferito con un coltello da un gruppo di giovani alle 11:30 di sera nella centralissima piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Un ragazzo di 22 anni del posto si è presentato ai carabinieri denunciando quanto gli era accaduto poco prima. È venerdì sera, molti giovani sono in centro per trascorrere la calda serata in compagnia. All'improvviso, per futili motivi, è cominciata una lite tra il 22enne ed una banda di ragazzi. Le motivazioni sembrano sia di frequentazioni di ragazze, gelosie, di questo tipo. Rivalità per una ragazza dunque pare all'origine della lite. Non si sa se i contendenti si fossero dati appuntamento in piazza o si siano trovati lì per caso. Fatto sta che sono volati pugni, schiaffi, lanciati oggetti contundenti fino a quando qualcuno ha preso un coltello con il quale il 22enne è stato colpito al braccio. Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per la ferita al braccio e varie contusioni al volto. Su questo ennesimo episodio di violenza tra giovani stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto. Non è la prima volta che succede un fatto analogo con altre persone, però un po' più giovani l'altra volta, questa volta hanno qualche anno in più rispetto ai primi, e la motivazione risulta sempre essere frequentazioni di ragazze, gelosie, cose del genere, ecco. Quell'area del centro città, siamo proprio dietro il municipio e a fianco delle poste, è provvista di telecamere di videosorveglianza e proprio dall'analisi delle immagini potrebbero arrivare indicazioni utili per capire l'accaduto ed identificare gli aggressori.